Quando digiterete sardegnainviaggio.com.it arriverete su questa applicazione. In questo caso state vedendo l'applicazione come sito internet, dopodiché vi monterò un filmato che spiega nel dettaglio come usare l'applicazione sul telefono piuttosto che sul tablet. La parte più importante da vedere adesso, che è quella che voglio farvi vedere nel dettaglio, è la parte interattiva della mappa. Quando noi clicchiamo sopra mappa si apre una pagina dedicata con la mappa interattiva che abbiamo creato di tutto il viaggio. Come vedete c'è la Sardegna che è completamente coperta da icone. Adesso andiamo ad ingrandire, ok? Possiamo usare anche il più e il meno, basta schiacciare sopra. Con la mano basta premere il pulsante sinistro del mouse e trascinare verso il basso, verso l'alto, verso destra, dove volete, quello che vi interessa. Adesso volevo farvi vedere semplicemente una delle varie mete che abbiamo visitato per voi e che abbiamo recensito. Vado ad ingrandire, arriviamo su Cala Sabina, ok? Allora, Cala Sabina in questo caso ha diverse icone. L'icona principale della spiaggia è aggiornata da noi, dove c'è l'ombrellino. Queste sono le icone che Google mette già in automatico, legate piuttosto che a Panoramio per vedere le foto, a quelli che sono, diciamo, i gestori, piuttosto che il chiosco per mangiare, bere e riposare, quello che può essere il bed and breakfast, il campeggio e quant'altro. Quindi basta andare sopra, se viene fuori la mano con l'indice puntato si può cliccare e si apre una finestra nuova. Nella nostra sezione, diciamo in questo caso di questa mappa, noi abbiamo definito alcune informazioni importanti, non solo per le spiagge, per tutte le varie location da visitare. Clicchiamo sopra l'ombrellino e si apre una finestra, diciamo, introduttiva che ci dice che cos'è Cala Sabina. Descrizione: la prima cosa che troverete è il GPS terrestre, che differenzia un attimo da quello di Google Maps. Vi diciamo subito che cosa: c'è un parcheggio, è gratuito o è a pagamento. In questo caso è gratuito. Quali sono le caratteristiche? È un fondo sabbioso, non c'è ombra, bisogna camminare e trasportare l'attrezzatura fino al tunnel di collegamento della spiaggia, che sarebbe questa immagine qui. Mangiare: c'è il chiosco di Cala Sabina dove potrete mangiare e rinfrescarvi. In questo caso lo vedete qui, questo è il link. In più c'è un sito internet che vi facilita, diciamo, sia la prenotazione piuttosto che la richiesta di informazioni, piuttosto che vedere le foto di come è strutturato. Spiaggia attrezzata e libera, quindi sulla parte destra c'è una spiaggia libera, molto bella. Sulla parte sinistra, in questo caso le foto di Google non sono aggiornate, non sono estive. Qui c'è tutta una serie di ombrelloni che però potete tranquillamente vedere all'interno di quelle che possono essere le foto. Adesso vi faccio vedere. Vedete che qui sopra trovate il numero indicativo delle foto. Perfetto. Queste foto si possono sfogliare, basta andare su questa freccia e le fate sfogliare. Questo è l'ingresso stradale. Non ci sono cartelli, come vedete, quindi quando arriverete alla rotonda e seguirete le indicazioni all'interno della guida troverete questa foto che vi dice esattamente che il percorso da fare è questo. Questa è la vista dall'alto, da sopra la ferrovia. Questo è il chiosco Cala Sabina. Questo è un pezzo di spiaggia libera sulla sinistra e questa invece è l'area attrezzata con gli ombrelloni e il discorso non solo del salvataggio ma la possibilità di affittare dei pattini oppure la moto d'acqua. Questo è un ingresso di entrata e uscita a motore, vedete che ci sono le boe, perfetto, quindi il bagno in sicurezza si fa da una parte o dall'altra. Ritorniamo sulla nostra sezione, troverete ovviamente anche indicazioni legate alla situazione spiaggia. C'è la spiaggia attrezzata e libera. Se volete essere autonomi sarà necessario avere dietro un ombrellone e un telo anti-UV come un tarp. Perché? Perché purtroppo qui il sole batte tutto il giorno perché siamo molto esposti. Non ci sono alberi o zone d'ombra, siamo in piena spiaggia, quindi vi ustionate, soprattutto i bambini. Siccome il meteo, in questo caso il meteo è vento molto forte a volte, che alza addirittura la sabbia, bisogna ancorare tutto quello che vi portate dietro, quindi dal materassino piuttosto che l'ombrellone, piuttosto che l'asciugamano, piuttosto che il telo. Se dovete fissare il telo e l'ombrellone bisognerà usare o una bottiglia piena d'acqua oppure dei sassi legati ai cordini, scavare nella sabbia, inserire
cordino e peso all'interno del buco che avete fatto e successivamente coprire schiacciando molto bene la sabbia. Sulla destra, salendo da questa parte, c'è una caletta molto particolare, tutta questa zona qua, che si raggiunge tranquillamente a nuoto. Questo per quanto riguarda le indicazioni. Potete ovviamente zoomare, tornare indietro come volete con il mouse. In questo caso troverete alcuni pulsanti molto semplici. Questo è per condividere la mappa con i vostri amici, con chi volete, su Facebook piuttosto che su altri social network. Questo è per visualizzare la mappa ingrandita e questo invece è le indicazioni generali di tutto quello che abbiamo inserito come viaggio. Quindi se clicchiamo sopra c'è la spiegazione di che cos'è questa mappa, in questo caso dormire, quindi tutti i link a tutte le strutture che abbiamo visitato e recensito, tutti i nuraghe, monumenti o quant'altro, i camping, le indicazioni stradali, quindi da e per tutti i viaggi, i B&B, i campeggi che abbiamo in qualche maniera visitato, tutte le spiagge, e sono veramente tantissime, ok? Le faccio vedere così al volo, tanto per darvi un'idea. Sono veramente tantissime. Ritorniamo sopra. I nuraghe, in questo caso sono tantissimi anche questi. Quelli che noi abbiamo visitato li troverete recensiti con le indicazioni. Monumenti e curiosità e tutta una serie di altre cose che alla fine di quando sarà pubblicata la mappa in forma definitiva troverete o addirittura verrete aggiornati. Qui trovate anche l'indicazione della ferrovia di cui vi parlavo prima, che si trova nella posizione soprastante, diciamo, la spiaggia, con la stazione. Potete ingrandire la mappa, quindi si aprirà una nuova finestra che vi darà modo di ingrandire la mappa. Ok? Con tutte le informazioni e indicazioni possibili, sulle quali poi potrete indicare e inserire le vostre indicazioni che vorrete aggiungere. A questo punto ritorniamo sulla nostra pagina iniziale, dalla mappa potrete partire da dove volete e arrivare tranquillamente in ogni località che noi abbiamo in qualche maniera indicato. Come vedete le icone sono diverse, poi vi invito ad andare sopra a controllare, a schiacciare sopra, a vedere che cosa succede schiacciando sopra le icone. Per il momento è tutto, buon viaggio da sardegnainviaggio.com, Laura, Andrea, Noemi e Cristian.